La prima perturbazione significativa di settembre, preludio all'inizio della stagione autunnale, si manifesterà nel pomeriggio di domenica e, stante i modelli attuali, avrà un baricentro nel Levante ligure. Al momento la convergenza, che come sappiamo in queste situazioni di blocco crea una certa persistenza dei fenomeni su una determinata area, va dal Tigullio allo Spezzino al mare aperto, dove si prevedono i fenomeni più intensi fino almeno alla serata di domani. A destare qualche preoccupazione in più è la situazione di blocco che si verrà a creare su una determinata area dove i fenomeni saranno più persistenti. C'è una risalita dello scirocco, il vento che si carica di umidità lungo il Tirreno e arriva, tra virgolette, a fine corsa sull'arco ligure, delimitato appunto dagli Appennini, dai rilievi alti, e quindi va in convergenza con la tramontana, che invece è un vento più freddo in uscita dalle basse vallate genovesi. Questa è una classica dinamica che ricorre negli eventi insomma più intensi, che non necessariamente devono sfociare in come dire, allagamenti o alluvioni, ma sicuramente il quantitativo di millimetri sarà notevole. L'autunno si fa annunciare in grande stile, dunque, con temperature che andranno a calare rispetto a quelle registrate nei giorni scorsi. Dall'inizio della settimana prossima, tuttavia, la situazione dovrebbe rientrare. È passata da una sottomedia pluviometrico, quindi un deficit rispetto a quelle che sono le medie delle piogge sul mese di settembre per diverse zone, a una perturbazione in grande stile, ecco, senza avere appunto fronti più leggeri. Lunedì passerà una seconda perturbazione meno intensa, e quindi avremo piogge un po' più leggere, un po' più democratiche sparse sul tutto il territorio.